Buonasera, benvenuti, ben ritrovati sul nostro appuntamento giornaliero dedicato per l'appunto allo sport. Come al solito ci occuperemo velocemente in apertura delle principali notizie del giorno a livello internazionale e nazionale, poi grande spazio soprattutto sulle cronache regionali e locali. Vi ricordo che il nostro spazio giornaliero è fissato per le 19:30 in replica registrata alle 23:30, sempre sulla nostra web tv www.venetoglobe.com. L'angolo è il Veneto Globe Sport, che naturalmente vi tiene compagnia anche attraverso il nostro canale 813 del digitale terrestre, soltanto per il momento per la provincia di Belluno. Andiamo ad iniziare quindi con le principali notizie di oggi. Cominciamo con la Formula 1 ed iniziamo naturalmente parlando di Ferrari, parlando del dopo Marchionne. È una situazione un po' strana quella che si è venuta a creare dopo la malattia, la situazione gravissima di salute di Sergio Marchionne. Si apre una nuova era, il dopo Marchionne, fatta di grandi sfide e con una eredità enorme da raccogliere. Intanto per la rossa, domenica sul circuito di Hungaroring in Budapest, in Ungheria, si correrà il Gran Premio appunto di Ungheria. Sarà la 12ª gara del campionato su 21 appuntamenti. Il calcio italiano che si ritrova con una mezza stangata, definiamola così, per alcune situazioni e per alcune squadre. Il Parma partirà da -5 ma rimarrà in Serie A. 2 anni di squalifica per Calaiò, uno dei suoi giocatori che è stato giudicato colpevole di illecito sportivo per gli SMS spediti ad un giocatore della Spezia. Domani si attende risposta anche per il Chievo e si parla di un -15 da affibbiare al Chievo per il campionato dello scorso anno, quando giocava appunto in Serie A. Quindi vorrebbe dire retrocessione, conseguente ripescaggio del Crotone, possibilità anche del Cesena, ma che è stato già deferito e retrocesso in Serie C. Insomma, ancora ci sarebbe un po' di confusione per fare chiarezza per quanto riguarda i prossimi campionati al via della prossima stagione. La nazionale Under 19 invece, per quanto riguarda l'Italia, stiamo parlando dell'Italia di calcio Under 19, affronterà la Francia. Ha saputo finalmente chi affronterà in semifinale e sarà un po' la rivincita del 2016. Si giocherà alle ore 18 di giovedì a Vaasa, sempre in Finlandia. E adesso tuffiamoci nei nostri campionati. Il campionato di eccellenza, lo abbiamo detto, è sicuramente e sarà sicuramente quello più interessante. Dal campionato di eccellenza al campionato di Serie D dovrebbe essere fatto, usiamo ancora il condizionale perché non c'è la matematica certezza, però ne abbiamo parlato anche ieri sera con Giuseppe Ruzza, presidente della FIGC, e ci conferma, oltre a quello che avevano confermato sia il presidente Brombal sia lo staff dirigenziale del Montebelluna dovrebbe essere in Serie D e quindi il lavoro già iniziato ieri, lo stadio di Via Biagi con tutta la troupe e lo staff tecnico di Checco Francesco Feltrin, il nuovo allenatore. Noi ne abbiamo approfittato per sentire ancora una volta il presidente Brombal. Ha detto lei manca qualcosa, che cosa? Ma bisognerebbe sentire il mister probabilmente, però manca un innesto forse a centrocampo che stiamo valutando, che sia almeno forte quanto quelli che abbiamo in questo momento o anche più forte. Basta un semplice in bocca al lupo? No, abbiamo bisogno di qualcosa di più? Abbiamo bisogno di un po' di benzina, ma io su questa squadra quest'anno ho investito un po' di più di quello che avevamo fatto nelle passate stagioni, ma non per questo vuol dire che faremo più punti. Dovremo essere più bravi a gestirla, bravi dico io come società, il mister come capo squadra, diciamo, comandante della nave, e soprattutto dovremmo pensare meno alla salvezza, nel senso che a volte pensando troppo devo salvarmi, perdi l'obiettivo che è quello di fare 3 punti oggi,
3 punti domani, 1 punto domani, e quindi dobbiamo ragionare forse in un'altra maniera. Il mister ha la nostra piena fiducia, naturalmente, non c'è neanche l'avevo seguito in qualche altra stagione passata, almeno 3 stagioni fa, e lui aveva degli impegni anche così morali, tra virgolette, con il Mestre, per cui non ci siamo mai incrociati. Quest'anno finalmente è arrivato, spero che possiamo far bene assieme. Le auguro le migliori domeniche allora. Grazie mille, grazie. L'augurio è stato di passare migliori domeniche, era quello che si aspetta e quello che si aspetta naturalmente Marzio Brondal, presidente ancora una volta del Montebelluna di Serie D. Andiamo nel campionato di eccellenza, perché domani viene presentato ufficialmente anche il Giorgione a Castelfranco Veneto, presentazione con il nuovo tecnico Perrone. Ieri sera invece al ristorante Il Barco di Pieve di Soligo presentazione dell'Eclisse Careni Pievigina, una rosa giovanissima, 20,05 l'età media, con un gruppo affiatato tra senatori e una interessante pattuglia di giovani che saranno guidati dal riconfermato tecnico Stefano Della Bella, che abbiamo ai nostri microfoni. Sentiamolo. Con Stefano Della Bella, presentazione della Eclisse Careni Pievigina, ci siamo, come dicevo in sede di presentazione, siamo pronti per la nuova stagione? La prossima settimana iniziamo, facciamo 3 serate intanto di test e dopo dal 6 si fa sul serio con 2 settimane doppio, e dopo si partirà con le prime amichevoli, fine mese ci sarà il primo impegno di Coppa Italia e dopo si partirà con questo campionato che sicuramente sarà duro e complicato come è stato quello appena finito, certamente. Hai anticipato, sarà un bel campionato, però al di là di tutto, poi di come andrà a finire o di cosa, le squadre non mancano, ci sono rinforzate quasi tutte, compreso voi, quindi direi bene. Sì, direi che sono arrivate dalla Serie D squadre importanti, da sotto lo stesso, perché sia Treviso che Porto Mansuè con ambizioni, altre si sono rinforzate che sono arrivate terza e quarta come Elia Piave e San Giorgio Sedico, si sono rinforzate, dunque secondo me sarà ancora più difficile dell'anno scorso, la differenza tra play-off e play-out sarà ancora più minima e dunque ci sarà a lottare sempre partita per partita come lo è stato l'anno scorso. Hai dichiarato prima in sede di presentazione, è mancato qualcosina quest'anno nella passata stagione, però un campionato che mi pare ti abbia soddisfatto. No, magari è mancata la ciliegina che volevamo fare questi benedetti playoff, dato che eravamo quasi sempre dentro. Peccato per l'ultimo mese, è mancato qualcosa, andremo a cercare di capire cosa e di cercare di migliorare. Abbiamo rinnovato anche quest'anno la squadra, è ancora più giovane, però lo sappiamo che dobbiamo lavorare sodo e con molte motivazioni. Si parlava prima di un'età 20,05, squadra giovane, però avete anche pescato degli elementi di categoria che sanno. Beh, sicuramente il discorso è questo, la società ha voluto ancora di più ringiovanire. Logico che qualche inserimento c'è stato, era dovuto e l'abbiamo fatto e speriamo ci diano i frutti per il proseguo della stagione. Contento? Manca qualcosa? Hai chiesto qualcosa a Luciano Titonello oppure va bene così? Per adesso vediamo e partiamo così, io sono fiducioso e lo so che magari non siamo tanto esperti perché appunto l'età è bassa, però lotteremo, ce la giochiamo con tutti quanti sicuramente. Bocca al lupo Stefano. Crepi, a voi. In bocca al lupo a Stefano Della Bella, quindi tecnico della formazione dell'Eclisse Careni Pievigina. Lasciamo il calcio e passiamo al rugby. Da ieri la pattuglia del Benetton Treviso Rugby è a Calalzo per la preparazione in montagna, in quota. 44 giocatori che si stanno alternando sul campo e in palestra per la seconda parte di questa preparazione estiva. Ora vi raccontiamo e vi testimoniamo quello che è successo a Pieve del Pago, nel Bellunese, sul lago di Santa Croce precisamente, in occasione della gara di triathlon disputata domenica scorsa. Il nostro servizio.
Sono molto contenta perché subito dal nuoto sono riuscita a fare la differenza e come avevo sperato di fare prima della partenza. Poi in bici ho spinto subito bene dalle prime pedalate e il percorso sembra pianeggiante ma non lo è. All'andata è un falso piano a salire che rimane nelle gambe e al ritorno si può sviluppare una buona velocità, soprattutto per chi è muscolare come me. E quindi ho cercato di sfruttare al meglio le mie caratteristiche e le mie possibilità. Scesa dalla bici ho visto che avevo un buon vantaggio e ho potuto gestire e godermi la corsa sul bellissimo percorso. Corsa non facile perché è molta ghiaia, però davvero bella e con il tifo su tutto il percorso. E gente molto calorosa e gara organizzata davvero bene, location spettacolari, quindi una giornata direi bellissima. Ringrazio gli organizzatori e sono felicissima di questa vittoria e ultima della prima parte di stagione, diciamo. Diciamo è stata una gara veramente tirata nel nuoto, un buon nuoto. La bici sì, ho fatto mezzo giro fuori da solo con un altro ragazzo, ma non guadagnavamo, non perdevamo, quindi non aveva molto senso rimanere fuori con 20 secondi. Ci siamo fatti riprendere e i ragazzi della Silca diciamo, ci hanno dato filo da torcere nella bici, però siamo riusciti a stare con un gruppo compatto praticamente e di corsa sono uscito abbastanza forte subito, certo non ero fresco, però forse il traffico nel percorso di corsa ha anche un po' aiutato. Diciamo, il luogo è bellissimo, la zona gara è stupenda, poi a me piace particolarmente la montagna, gareggiare qui è sempre un piacere avere un buon paesaggio quando si corre, il lago bellissimo, temperatura ottimale e anche il tempo ci ha proprio graziato, temperatura ideale per una gara. Dai, diciamo ci ho provato e in bici soprattutto è stata una gara molto tattica, abbiamo fatto un paio di tentativi cercando gioco di squadra a Silca, mi dispiace per Filippo Predella che in uno scatto è caduto sulla rotonda e sarebbe stata una bella gara anche per lui. Io ci ho provato un paio di volte, secondo tentativo con Alberto Casadei, ci abbiamo provato, abbiamo guadagnato 10-15 secondi, però poi abbiamo richiuso. A piedi ho provato a dar tutto, ho dato tutto e vabbè, in quarto non è podio ma comunque è una gara soddisfacente. E con questo bellissimo servizio che arrivava dal Bellunese, dal lago di Santa Croce, termina l'appuntamento odierno di Veneto Globe Sport, l'appuntamento sulla nostra web tv venetoglobe.com e sul canale 813 per la provincia di Belluno digitale terrestre. A tutti voi una piacevolissima serata.